no all'edilizia residenziale incolmata e no all'edilizia residenziale nell'area del Torriglia. Questo è quello che avevamo promesso e questo è quello che manterremo. Rassicurazioni e puntualizzazioni da parte del sindaco di Capua sul futuro urbanistico della città di Chiavari. Ai primi giorni di dicembre, infatti, andrà in scadenza l'attuale PUC, elaborato e approvato dall'amministrazione Levaggi e modificato in alcune parti dall'attuale. Il nuovo documento sarà portato in consiglio, assicura il sindaco, entro dicembre. Nel frattempo, però, tornerà in vigore il precedente documento urbanistico, il piano regolatore approvato dall'allora sindaco Agostino. Passaggio questo che ha suscitato alcune perplessità, a cui replica il sindaco. Tutte le preoccupazioni di una cementificazione sono prive di fondamento. Tutte le variazioni sono state approvate dalla maggioranza e concordate con gli uffici regionali. L'architetto Galdi, che ha provveduto alla stesura, ha anche portato tutte le nuove modifiche previste dalla normativa in tema di edilizia urbanistica, che ha fatto cambiare diverse terminologie ed è un lavoro che è stato completato. Nel frattempo, questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a votare, tra i vari punti all'ordine del giorno, una variazione al piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Gli uffici sono riusciti a sbloccare risorse per oltre 11 milioni e mezzo di euro. Per essere utilizzati e non riportati nell'avanzo di amministrazione entro fine anno dovranno essere bandite le gare. Gli interventi previsti sono diversi, si va dal 1,4 milioni per l'adeguamento antisismico delle scuole Mazzini fino al restauro dell'edificio di Ponente attiguo a Palazzo Rocca, per i quali sono a disposizione 514.000 euro. Somme che si aggirano intorno ai 500.000 euro saranno utilizzate per Piazzale del Buono, il centro polisportivo di via Gastaldi, per allestire gli uffici comunali di via privata Nostra Signora dell'Orto e per l'adeguamento del palazzetto dello sport di San Pier di Canne, che sarà dotato di impianto fotovoltaico a tetto. È importante anche ricordare un incremento dell'illuminazione pubblica LED per 800.000 euro, che riguarderà una determinata zona della città, Corso Buenos Aires, Corso Italia e vie limitrofe.